subito l'argomento con le Domus Eianas, che avete imparato a conoscere da altre conferenze precedenti. Qui siamo nella regione storica del Badigado, come detto il professor Di Gregorio, nella Sardegna centrale, sul versante orientale, quindi lato sinistro del Tirso, il versante orientale del lago Modeo. Ed è una zona geologicamente caratterizzata, il geologo mi perdoni se sbaglio, da rocce tenere, quindi il Badigado è il regno delle Domus Eianas. E per inquadrare rapidamente il sito di cui parleremo più approfonditamente, cioè quello di Ardauli, andiamo a vedere cosa c'è nei dintorni. Nei dintorni c'è questa famosa ormai necropoli di Domus Eianas di Prunittu, nel comune di Sorradile, veramente case delle fate, all'aspetto così a prima vista davvero curiose e suggestive, però possiamo già notare profondi fenomeni di degrado dovuti in questo caso, potrei dire, anche qui il geologo mi corregga, a erosione eolica, per esempio. Altre tombe invece profondamente disgregate dalla rottura letteralmente dei banchi rocciosi, quindi le tombe sono oggi quasi a pezzi letteralmente. Fenomeno che troviamo simile anche in un'altra necropoli proprio a pochi chilometri di distanza, questa è di Azzolas de Goia, nel di Santa Vittoria. In queste immagini si vede addirittura una squadra intenta alla trivellazione, proprio a trapanare la roccia per inserire le barre, per trattenere i blocchi di roccia che avrebbero trascinato con sé cadendo parti di queste Domus Eianas, che sono ugualmente importantissime. Anche loro facevano parte inizialmente della tentative list, ne sono usciti dopo per i problemi non ancora risolti della conservazione e di altro genere. E quindi appunto spaccature profonde della roccia, ma anche fratture letteralmente onnipresenti, per cui la roccia tende a spaccarsi in grandi blocchi, ma anche in piccolissimi blocchetti e blocchettini, portando queste tombe veramente a un degrado molto grave. Su cui stiamo lavorando naturalmente con la speranza che gli interventi siano risolutivi. Venendo ad Ardauli, quello di Mandras, su cui ci concentreremo, non è l'unico dei siti. Qui vediamo una carta schematica del territorio di Ardauli. Il ramo meridionale del lago Modeo si trova proprio sul confine occidentale, quindi sul lato sinistro. Tutto il territorio è un altopiano mosso che si alza di quota verso la Barbagia, verso est, e il sito di Mandras è praticamente l'ultimo che si trova sulla destra, al centro, quindi non proprio sul confine, ma non so se vede la freccia. No, non si vede la freccia, insomma comunque il triangolino che si vede più a destra di tutti, non proprio in basso. Ma ci sono anche altre importanti necropoli, come questa di Muluddu, composta da una decina di Domus Eianas. In particolare vi faccio vedere questa, perché tornerà al discorso. L'ingresso della tomba, quindi quello che noi chiamiamo il vestibolo o atrio, un primo ambiente che non è chiuso dal portello ma si apre verso l'esterno. Poi dopo questo atrio c'è un'anticella e poi le varie celle. L'atrio coperto superiormente dall'aggetto della roccia, quindi il vestibolo è aperto verso l'esterno ma coperto rispetto al cielo. E così ugualmente in quest'altra tomba sempre di Muluddu. L'argomento tornerà più avanti perché ci riguarda per la conservazione della tomba di Mandras. Altre Domus Eianas ad Ardauli sono queste di Craviosu, vicino alle quali c'è un enorme masso sotto il quale si trova una sorta di riparo sotto roccia di Craviosu, interessante, oltre che per le dimensioni, la spaziosità, quindi la frequentazione plurimillenaria, potremmo dire. In un punto si intravede una figurazione schematica dipinta in colore rosso, che vediamo in quest'altra immagine accentuata dall'uso di filtri particolari con questo sistema di stretch che si usa molto per le pitture rupestri preistoriche, in quanto si rivela molte volte tracce di pittura che dove non si vedono o ci permette di vedere meglio quelle che si intravedono. Ecco, in questo ambiente così ricco dal punto di vista ipogeico e artistico della preistoria sarda, in questo ambiente si inquadra il sito di Mandras. Le Domus Eianas
Noi parliamo di 3 tombe a Mandras, di cui qui se ne vedono 2, come si trova, erano circa 13 anni fa, nel 2011, quando abbiamo cominciato insomma, a occuparci in maniera più consistente, e poi un pochino migliorate dopo l'intervento del 2020, di cui parleremo più avanti, e così come sono oggi. La tomba 1, la tomba principale, quella di sinistra, mentre quella di destra, lo vedremo dopo, è un semplice abbozzo. Questa è la tomba numero 1, di cui parleremo. La tomba 2 è soltanto lo scavo di un inizio di una tomba che non è stata mai completata, e ugualmente anche la tomba 3, che è questa cavità che si vede in basso a destra. Quindi in effetti una necropoli composta da una tomba e da 2 abbozzi, forse mai portati a termine e mai utilizzati. Quindi in effetti è una necropoli, ma parliamo di una tomba. La tomba numero 1 o tomba dipinta, che è questa. Nella parte sinistra si vede la planimetria, quindi un atrio o vestibolo aperto verso l'esterno, una anticella che è il primo ambientino piccolino, la cella principale, quella ovale più in alto, poi altre 2 celle che si articolano sul lato sinistro. Nelle sezioni, longitudinale in alto a destra e trasversale in basso a destra, si vedono segnati in nero, trasposti quindi in colore nero, le originali pitture che invece sono in colore rosso. Sono queste sorte di riquadri che visti così sembrano indecifrabili, ma insieme ad altri elementi come quelli che si trovano sulle coperture, sulle volte, hanno un riferimento preciso, cioè sono strettamente connesse con gli ambienti in cui si trovano queste pitture e rappresentano, con tutta probabilità, in base alle interpretazioni che sono state date fondatamente sulla base dello studio di tante altre tombe con decorazioni scolpite e dipinte, ecco, queste pitture rappresentano la struttura originale della casa preistorica alla quale la tomba si ispira, in quanto in queste tombe è evidente proprio la trasposizione delle forme, dei volumi e delle decorazioni della casa dei vivi. Ecco, quindi questa tomba è preziosa soprattutto fra tante di museianas che abbiamo in Sardegna, tutte importanti evidentemente, ma è preziosa soprattutto per la decorazione dipinta. Tanto preziosa e tanto fragile, purtroppo molto soggetta soprattutto al problema delle infiltrazioni di acqua piovana o dell'ingresso copioso di acqua dall'ingresso, chiedo scusa per l'investizione di parole, l'entrata di acqua dall'ingresso della tomba, a causa della perdita di quella parte aggettante originale che doveva riparare l'atrio o vestibolo. E quindi appunto qui abbiamo un'immagine di un fotografo che ce ne consente l'utilizzo. Vediamo appunto non soltanto l'anticella, ma anche la cella in fondo, completamente allagate dall'acqua. In altre immagini invece l'anticella e la cella sono asciutte, ma si vedono appunto molto bene le pitture che l'anticella inquadrano di rosso, anche il pavimento è tutto dipinto di rosso, anche il soffitto reca i segni della riproduzione dei travetti del tetto. E così ugualmente questo schema a graticcio sulle pareti della cella rappresenta la struttura della casa, che deve essere fatta con elementi lignei, con intrecci di materiali vegetali. Questo è l'accesso alla cella laterale. E questo ovviamente l'utilizzo del sistema di stretch per individuare pitture non visibili all'occhio nudo e che invece appunto l'uso di filtri fotografici digitali permette di individuare. Quindi tutta la tomba era decorata in questo modo. Credo che adesso tocchi a Elena Romoli, giusto? Allora, gran parte delle tombe delle Domus Deianas presentano fondamentalmente 2 fattori di degrado estremamente gravi. Uno
è il degrado eolico, l'erosione eolica portata dal vento, poi implementata dalla stessa polvere della pietra che viene sollevata e fa una sorta di incentiva di l'erosione, e quindi più rimane, più si degrada e più deposita e più aumenta la superficie poi di polvere che continua a erodere le superfici. E questo perché chiaramente le domus deianas non venivano scavate nelle rocce dure, difficili da lavorare, no? Ma venivano scavate nelle rocce tenere, se no avrebbero avuto difficoltà. Questo però comporta la loro debolezza intrinseca come materiale. E questo poi comporta anche poi le rotture di queste rocce per, non so, i piani di posa, insomma, per ragioni, diciamo, intrinseche alla stessa natura delle rocce in cui sono scavate. L'altro fattore di rischio di degrado fondamentale delle domus deianas, ma poi in realtà lo è di quasi tutta l'architettura ruderale archeologica, e non solo, anche moderna, sono gli alberi e la vegetazione. Gli apparati radicali delle piante che crescono sull'humus che si deposita all'intorno dei beni e che da piccoli alberelli diventano grandi alberi, e che alla ricerca di acqua, umidità e protezione le radici si insinuano nelle microfessure di queste rocce che sono tenere e che camminano in profondità fino ad arrivare agli strati inferiori e quindi con sé poi si trascina anche l'acqua piovana che vi passa attraverso creando dei danni di proporzioni impensabili, veramente impensabili. Quindi purtroppo uno dei primi lavori che bisogna fare per riuscire a conservare questi beni è di eliminare completamente, ma per una distanza importante, almeno 7, 8, 10 metri, tutti gli apparati, tutti gli alberi o i cespugli che sono nell'intorno. Ed è la ragione per la quale, quando il dottor Usai vi ha fatto vedere lo stato di avanzamento della pulizia del sito, da un sito naturalistico tutto verde eccetera, poco a poco vedete la vegetazione arretrare fino all'ultima campagna di scavo, in cui proprio abbiamo cercato di proprio ripulire completamente dagli apparati, anche perché poi la terra si deposita e diventa anche, crea dei piani inclinati che portavano anche l'acqua all'interno della tomba, oltre ai percolamenti già dovuti alla percolazione dal banco roccioso. Qui vedete la radice di un albero che era stato tagliato circa nel 2020, che nell'intervento che è stato fatto un intervento, diciamo, quasi di sommergenza, comunque un primo intervento di messa in sicurezza sia delle superfici esterne che delle superfici interne. È stato ridotto quanto più è stato possibile con i fondi che avevamo a disposizione e poi tutte le vie, le fessurazioni aperte da queste radici che siamo riusciti a togliere, ma non tutte, alcune sono rimaste in situ, sono state stuccate. Quindi vedete i piani di stacco creati dalle radici avanti. Questo è l'intervento, vedete, già la vegetazione è stata allontanata, però a sinistra abbiamo ancora questo humus che porta acqua all'interno, e poi abbiamo come via di percolazione la parte superiore, perché, come diceva il dottor Usai, la tomba è priva dell'ultima voltina finale del vestibolo che proteggeva proprio l'aggetto che proteggeva proprio dalla ricaduta dal percolamento dell'acqua all'interno dei vani decorati, come nelle case, perché il concetto è esattamente lo stesso.
Qui vedete come queste radici si infilano sotto anche a spessori importanti di 10-15 cm di roccia e poi sono state estratte. Questo lavoro, noi questo lavoro simile l'abbiamo fatto qualche anno fa sulla tomba 7 della Necropoli di Pala e l'abbiamo fatto di recente nella tomba principale del capo della Necropoli di Paniloriga, che dà anche quella un grande ammasso di vegetazione che incombeva su questo grande ambiente. Abbiamo dovuto proprio ripulire tutto e allontanare, perché anche lì con una roccia molto tenera le radici, mentre qui hanno scalzato la roccia per piani paralleli, là si erano creati proprio delle sedi come dei tunnel, dei portacavi, non so come dire, una cosa che uno non pensa che la natura possa aver realizzato. Se uno dovesse arrivare lì così non lo sa, dice qui gli extraterrestri hanno tagliato a fettine, Dio so, invece sono le radici, perché uno si può domandare con quali intenzioni lo scalpellino in maniera così precisa può avere prodotto questi canali. No, sono le radici degli alberi, è una roba, cioè hanno una potenza avanti. Ecco, poi le parti che siamo riusciti a ripulire sono state stuccate dai restauratori avanti con malte di calci idrauliche, quindi sono riusciti a rendere più ordinate e le parti distaccate, anche a farle riaderire le parti distaccate e stuccarle in modo che almeno in quei punti non ci sia più percolamento. Purtroppo però l'intervento aveva una cifra abbastanza contenuta messa a disposizione dal comune di Ardauli e non ha consentito la completa eliminazione della radice. Pertanto un po' di percolazione all'interno degli ambienti ha continuato ad esserci. Avanti. Poi comunque non potevamo risolvere in quell'occasione il problema della percolazione dal banco roccioso. E quindi un po' imitando alcuni tagli sulla roccia che si individuavano, che forse erano antichi, già intenzionali per allontanare crediti spluvi, si è tentato di fare con la malta, come dire, un piccolo bordino che allontanasse la pioggia, una cosa che non si facesse notare troppo e che chiaramente non ha funzionato per questo. Avanti. E poi si è cercato anche di rinforzare la bocca, no, il bordo superiore dell'apertura, creando un becco, no, che quello cercasse di allontanare, far cadere oltre la goccia, ma purtroppo quando poi le piogge sono importanti anche questo non è sufficiente. Pertanto insomma, abbiamo cercato di anche limitare l'ingresso, però era un intervento un po' così, rendendoci conto che la prima cosa da fare era quella di continuare a rimuovere il più possibile il degrado al contorno e poi procedere a un secondo intervento che peraltro è stato finanziato, che stiamo progettando in questo momento. Avanti, chiaramente nel giro di poco tempo purtroppo non è stato rispettato il blocco all'ingresso, perché chiaramente anche l'accesso in queste strutture molto piccole fanno sì che le persone entrano con lo zaino, con la giacca e non si rendono conto che noi non capivamo alcuni degradi. Poi abbiamo pensato, beh certo, qui uno sfrega con il giubbotto, perché da quando è stata pubblicata sulla rivista Italia Viva, questa tomba che non la conosceva nessuno, è cominciato a dire archeologia viva. Cosa ho detto? Archeologia viva. È cominciata ad essere visitata, che da un punto di vista va anche bene, ma dall'altro però purtroppo l'accesso a questi vari è problematico. Ecco, qui vedete l'evoluzione questo tentativo di far grondare esternamente, ma che poi avanti purtroppo ad oggi la tomba è nuovamente piena d'acqua.
Quindi questa esperienza ci ha fatto pensare che l'intervento deve per forza essere un po' più radicale per riuscire, perché questo tipo di degrado, nonostante siano state restaurate anche le parti interne di cui adesso vi parla la dottoressa Tureno, purtroppo avendo ancora ormai da 2 anni l'acqua che si è riformata all'interno e quindi ha riattivato tutto il degrado pregresso, rende inefficace gli interventi fatti. Quindi questo insomma, quest'anno abbiamo fatto la prima parte della nuova campagna di pulizia, quindi abbiamo rimosso, perché anche il prato è un po' meno ficcante delle radici degli alberi, però anche le radicette del prato producono questa attività di disgregazione delle superfici lapidee. Quindi abbiamo rimosso, il dottor Usai ha rimosso tutte le parti di humus ancora laterali, scoprendo poi avanti nella parte a fianco sotto qua, vai avanti, tutto il piano totalmente disgregato dalle radici del praticello. Quindi alla fine non si sa bene a quale degrado votarsi, se preferire l'eolico, il vegetale o che cosa può aiutare queste strutture. È veramente molto complicato riuscire a conservarle. Però insomma il concetto era quello di cercare di allontanare le acque il più possibile dall'ingresso, per riuscire a progettare un sistema di protezione che possa proprio raccogliere le acque e allontanarle. Casomai è un sistema di protezione removibile, non fisso, sperando che non ce lo rubino, e poi questo adesso è pulito, adesso in questo, per Natale era così, sempre linee di degrado della roccia causate dagli apparati radicali. Pensa che sia stato uno scambio, qualcuno, io l'ho guardato e ho detto, ma vedi che hanno fatto il muretto. No, non è il muretto fatto dal progenitore, è proprio una rottura fatta dalle radici delle piante. Quindi alle volte è possibile proprio anche un po' confondere i segni, no? Ci sono segni che sembrano fatti intenzionalmente, ma invece è la natura che li produce. Buonasera. Come diceva l'architetto Romoli, io mi occupo di superfici prevalentemente e appunto ho seguito fin dall'inizio questo intervento particolarmente complesso, perché davvero, come diceva Elena, non si sa che santo votarsi, è difficile intervenire e la verità è anche che i soldi sono sempre troppo pochi, la coperta è sempre troppo corta. Quindi che cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto intanto di partire, come si fa sempre, dallo studio del degrado e quindi sono state eseguite le mappature appunto del degrado che voi vedete. Vai alla prossima, tanto sono 2 queste, proprio capire le zone dove era maggiore la presenza di biodeterioramento piuttosto che di erosioni e disgregazioni della matrice lapidea. Ecco, un aspetto fondamentale a cui teniamo noi tanto, sia io che Elena, è proprio la diagnostica. Perché? Perché ci aiuta tantissimo a capire come intervenire. In questo caso sono stati fatti 5 prelievi, 4 all'interno della tomba e 1 all'esterno. Parto subito dall'esterno, che è più semplice. L'esterno ha caratterizzato appunto quella che noi già sapevamo essere una trachite con una prevalenza potassica. La trachite è una roccia effusiva, magmatica effusiva, che ha proprio delle caratteristiche molto variabili a seconda del punto. Cosa significa? Significa che in certi punti è particolarmente friabile e in altri invece continua a essere molto tenace.
Questo perché ve lo dico? Perché comunque bisogna ricordarsi sempre che lo stato di degrado deriva da elementi intrinseci al materiale e da fattori estrinseci, evidentemente. Quindi il primo elemento da considerare è proprio la natura della pietra e poi tutto quello che viene dopo. Per cui in alcuni casi si reagisce meglio a quello che è il degrado delle radici o comunque a tutto il resto del degrado, e in altri invece si sbriciola tantissimo. Quindi questo per quanto riguarda appunto il substrato. Dopodiché appunto 4 campioni sono stati analizzati. È stato analizzato appunto la cromia. Che cosa si è trovato? Beh, direi che non ci sono state grandi sorprese. Il rosso è un'ocra rossa, che è un colore largamente utilizzato in quel periodo e comunque, aggiungo, in tutto il periodo preistorico e anche storico. Perché? Perché è di facile reperibilità e poi perché è un colore abbastanza stabile dal punto di vista chimico, quindi noi lo troviamo molto molto spesso. Cosa c'è di particolare in questo caso? In questo caso è che i clasti che si possono vedere qui, questi, sono di quarzo e però il quarzo non è presente nella trachite, quindi nella pietra matrice, per cui si pensa che siano degli inclusi provenienti appunto dall'ocra, mescolati all'ocra, quindi sicuramente portati in situ da un altro punto. L'altro elemento interessante invece che è emerso dalle analisi è che c'è la presenza di gesso, e anche qui ho messo un punto interrogativo perché non sappiamo come ci sia arrivato, cioè di fatto non ce n'è abbastanza per farci pensare a una preparazione in gesso. Faccio presente che in tutta l'epoca storica tendenzialmente e classicamente potevano essere utilizzate preparazioni in carbonato di calcio o in solfato di calcio, quindi appunto gesso, atte ad accogliere quello che poi era la cromia. Qui però non ne abbiamo trovato abbastanza e non l'abbiamo trovato soprattutto in modo continuo. Quindi non possiamo pensare a una preparazione, anche perché facendo un confronto con altri siti di questo genere non si sono mai trovate preparazioni in gesso. Invece possiamo pensare è che sia un gesso di deposizione atmosferica che poi è penetrato all'interno delle camere. Questo perché? Perché la banale polvere che noi tutti troviamo sui mobili di casa è costituita prevalentemente da gesso. Prevalentemente da gesso perché deriva dalla reazione, diciamo, di determinate sostanze acide, e in particolare l'acido solforico, con la disgregazione delle pietre a matrice carbonatica, e che poi vengono portate in giro. Quindi in sostanza, senza entrare troppo nel dettaglio e confondervi, sappiate che la polvere che c'è in giro, che noi troviamo veramente nelle nostre case, ma ancora di più poi in campagna, prevalentemente è gesso. Ovviamente poi mescolata con tutto quello che si trova intorno, il gesso è bianco e poi ci sono tutti gli inclusi che, esatto, conferiscono la pigmentazione evidentemente. Quindi l'idea che si è fatto il diagnosta, e io in effetti concordo abbastanza, è quella che il gesso fosse appunto sopra e ahimè sia andato in soluzione e sia passato all'interno fino ad arrivare alla superficie pittorica, e quindi noi siamo andati a fare le analisi e lo abbiamo trovato. Ok, andiamo avanti. Questi sono sempre lo stesso, gli spettri di diffrazione X. La diffrazione X è la diffrattometria a raggi X è un'analisi che appunto caratterizza le fasi cristalline, ed è proprio attraverso queste fasi che sono state caratterizzate le ocra, perdonatemi, l'ocra rossa e qui in basso la trachite. Ok? No, manca quella delle tecniche, però ne parlo io adesso. Allora, prova ad andare avanti, forse si sono confuse. No, ok, torna indietro. Tecnica di esecuzione, come venivano fatte? Allora, qui noi nelle analisi non abbiamo trovato l'egante non è stato trovato. Non è però un dettaglio strano, nel senso che è molto difficile trovare il legante.
cosa si pensa? Si pensa che venissero realizzati mescolando o con solo dell'acqua queste ocre, quindi veniva fatto un impasto e poi steso o con le mani oppure con degli strumenti sulla pietra. Di fatto considerate che in alcuni punti è estremamente sottile e in altri è invece molto spesso, quindi viene da pensare che forse potessero volerci più mani. L'alternativa invece, l'altra possibilità potrebbe essere che venissero usati dei succhi vegetali. Devo dirvi che personalmente io propendo per questa ipotesi. Perché? Perché ci sono degli studi che provano che alcuni succhi vegetali, in particolare io vi posso citare il succo di un cactus sudamericano, però comunque stiamo parlando di polisaccaridi, quindi di sostanze analoghe in qualche modo, comunque assimilabili, nel tempo riescono a mineralizzare, riescono a creare dei composti quindi inorganici e pertanto molto molto più stabili rispetto a quello che potevano essere dei composti organici iniziali. Spero di essere chiara e di non andare appunto troppo nel dettaglio. E questo quindi spiegherebbe il perché sono arrivati fino a noi in condizioni ambientali veramente estreme, perché all'interno di queste grotticelle si va anche al 100% di umidità relativa, c'è l'acqua. E però loro resistono. Perché loro sono caduti in realtà? Non perché il colore non resista, il colore è abbastanza stabile, io l'ho toccato, è molto duro. Quindi per quello penso che non si tratti semplicemente di un graffito, no? Eseguito solo con della polvere, col pigmento diciamo polverizzato, ma che proprio si sia mineralizzato, perché l'aspetto è quello di una crosta. E laddove invece è caduto perché? Perché è la roccia che si è disgregata, quindi sta a monte il problema. Un po' quello che succede, vi faccio degli esempi più comprensibili, quello che capita nelle pareti di casa nostra quando arriva l'umido, no? Cade la vernice in sé non avrebbe problemi, è da sotto che i sali spingono. Tornando al gesso di cui vi ho raccontato prima, il gesso che cosa fa? Va in soluzione, ma quando cristallizza aumenta di volume, quindi aumentando di volume preme, e premendo spinge e fa cadere. Stessa cosa dicasi poi per tutto il discorso che appunto faceva Elena sulle radici, anche se radici a contatto col colore non ce ne sono, non sono arrivate fin là, ma è arrivata l'acqua e quindi piano piano questa pietra, che è tanto diversa anche a distanza di mezzo metro, proprio a seconda della genesi geologica che ha avuto, reagisce in modo diverso, quindi scaglia e se sopra c'è il colore cade, evidentemente. Qui andiamo proprio con l'intervento, ecco che cosa abbiamo pensato di fare, siccome appunto i fondi erano pochi, l'idea è stata quella di focalizzare l'intervento sull'attenuare le cause del degrado. Quindi ancora prima che procedere a un restauro vero e proprio andare a rimuovere quelle che erano le cause del degrado. In questo caso principalmente la causa era quest'albero che era cresciuto sopra. Quindi l'intervento che vi ha raccontato l'architetto Romoli. Dopodiché siamo andati all'interno. Considerate una cosa, lavorare qua dentro non si vede ma lei è in ginocchio. Quindi è effettivamente piccoli, esatto. Io che sono molto piccola non sto in piedi. Non stiamo in piedi, non ci si può stare in piedi, quindi è complicatissimo. Nelle camere interne c'erano i pipistrelli, c'erano le blatte, c'erano i ragni, perché chiaramente voi capite che era un rifugio un po' per tutti questi animaletti. Sì, insomma, poi a un certo punto i pipistrelli spaventati o comunque disturbati sono andati via. Però ecco, vi racconto anche proprio la difficoltà dei restauratori a lavorare in queste condizioni, in un posto che era umidissimo e spazi veramente angusti. Nella camera più grande ci si stava malapena in due in ginocchio, con le luci, con le lampade, con le pile, perché evidentemente non si poteva fare diversamente. E lei qui, la restauratrice, sta iniziando a fare un primo resciacquo delle superfici dove c'è ancora cromia. Ok, vai. Allora, in questo caso vedete questa che lei sta rimuovendo, quello è il bisturi, quella che sta rimuovendo è una concrezione
che si è cristallizzata al di sopra del colore, quindi va a occultare quello che è il colore. In questo caso le abbiamo alleggerite anche perché non si poteva in questo intervento, in questa prima fase, andare a rimuovere tutto, e poi perché queste sono concrezioni di natura carbonatica e non solfatazioni, quindi non costituite da gesso, che è un elemento di degrado, ma da carbonato di calcio, che invece tutto sommato sta lì e non disturba a livello visivo. E quindi abbiamo cercato di alleggerire fin dove possibile, ma quando ci siamo resi conto che poteva essere un pericolo ci siamo fermati. Okay? Questa invece è una fase di consolidamento, quindi laddove appunto c'erano queste scagliette di colore che stavano andando via, sono state fatte queste iniezioni per andare a bloccare e a fermare tutto quello che era necessario fermare. Ancora avanti, Ale? Ecco, e questo è un consolidamento fatto, lo vedete soprattutto in quella di destra, nella foto di destra, con silicato di etile, che è un prodotto, una sostanza che viene utilizzata per questo tipo di rocce. Purtroppo bisogna dire che il consolidamento delle pietre a livello corticale è ancora un argomento aperto, irrisolto, completamente irrisolto. Noi abbiamo pochissime armi a disposizione. Adesso ci sono i nuovi sistemi inorganici per quanto riguarda le pietre carbonatiche, quindi i calcari, ma siamo veramente con le nostre armi spuntate quando si tratta di rocce silicatiche, soprattutto in ambienti esterni o semiconfinati. Già se l'oggetto è all'interno di un museo, quindi con parametri stabili, possiamo ragionare. Di fatto però abbiamo solo questo, quindi o questo o questo. Non c'è scelta. Il silicato di etile cosa fa? Quantomeno è vicino a certi elementi della roccia, ad alcuni chimicamente elementi, quindi alla parte silicea, e va un po' a diciamo, rinsaldare la parte corticale. E così facendo, se la distanza è minima, compattando la matrice lapidea, va anche a rinforzare, diciamo, quello che è il legame con il colore. Ecco, e queste sono le foto finali, dove potete vedere appunto il recupero, peraltro parziale, perché è un primo passo, un primo step. Dovremo andare avanti e dovremo capire, come diceva l'architetto Romoli, come fermare l'acqua, perché comunque l'acqua, direttamente o indirettamente, è quella che fa più danni, perché fa crescere le piante fuori, perché fa agire i biodeteriogeni dentro. Tutte le patine che vedete sono alghe oppure hanno batteri che di per sé non sono particolarmente degradanti, o perlomeno molto meno delle radici, però vanno a occultare. Cioè voi immaginatevi quanto è relativa una patina verde in un contesto che dovrebbe essere tutto rosso. Visivamente disturba, ecco. Ecco, l'altro dettaglio che ho dimenticato di dire prima e poi chiudo è, come ha detto Alessandro, questa tomba ha una particolarità. Una delle analisi diagnostiche delle sezioni che abbiamo visto prima era relativa al pavimento, e appunto è stata trovata l'ocra rossa anche là, che è sostanzialmente un unicum, conferma? Più o meno, finora, non lo sappiamo, però finora diciamo di sì. E quindi non erano dipinte solo le camere, ma anche il pavimento, e questo è un dettaglio in più. Ultimo dettaglio che vi faccio notare sono le stuccature che sono state eseguite, come potete vedere, che vanno anche lì a risarcire le spaccature e le lesioni, proprio per cercare di rendere più coesa e più uniforme la superficie dal punto di vista anche sia materico che anche un po' strutturale, diciamo. Queste sono le ultime. Speriamo di andare avanti e di continuare, insomma, su questa strada. Ripasso a Elena. Prego. Comunque, diciamo, il problema della conservazione è ancora tutto aperto, proprio perché nonostante questo primo momento siamo ripartiti col degrado. Anche lo stesso intervento di rimozione di queste patine biologiche, in realtà è un tema
di dibattito tra gli esperti, perché alle volte si tolgono, però cosa succede? Che con i prodotti che attualmente si utilizzano, casomai in prevalenti, insomma, si ammazzano una serie di famiglie di biodeteriogeni, casomai non si uccidono tutti. Cosa succede? Che la famiglia sopravvissuta si trova da sola, non ha più competitor, in più ha tutti i cadaveri degli altri da cui potersi cibare, e quindi ricresce in maniera anche più aggressiva. Quindi noi abbiamo fatto anche in passato, mi è capitato sui pavimenti dei calidarium delle terme centrali di Nora di avere pulito una decina d'anni fa i laterizi con questi prodotti, e adesso di avere per un po' di tempo stati molto belli, e adesso invece sono scuri, sono diventati tutti neri, perché c'è stata una infestazione secondaria di questo fungo nero, che è addirittura più antipatico, più coprente delle patine miste marroncine che c'erano prima. Adesso noi stiamo seguendo gli studi che altri stanno facendo su nuovi prodotti che riescono ad avere degli spettri di intervento più ampi e dei tempi di durata maggiori, con nuovi prodotti che sono a base di enzimi, di oli essenziali, di metilsolfossico, un materiale che ha provato la dottoressa Toreno a Bonaria su alcune sculture che stanno resistendo da già 7 anni, quasi in tonse, o ancora abbastanza in tonse, e quindi però l'attività di restauro non è mai di conservativo, di pulizia, non è mai un intervento definitivo, no? Sono degli step che si fanno, che non devono essere neanche mai troppo approfonditi, perché devono sempre, come dire, poter consentire un certo grado di recupero, no? Non si pulisce mai fino in fondo, non si sa, perché si potrebbe anche intaccare, quindi non è mai necessario arrivare su una cosa antica ad avere tutto più pulito, no? Perché non devi mai rischiare di andare a toccare le superfici, e poi non finisci mai, perché comunque le cose si risporcano come tutto, e quindi devi comunque intervenire sempre. Quindi sono dei cicli di pulitura, di risporto, però quindi bisogna stare sempre dietro, così come con i consolidamenti. Io mi sto restaurando, cioè ho fatto i primi interventi 20 anni fa a Nora, e adesso devo rifare, perché le malte non ci sono neanche più, alle volte neanche più i muri che ho restaurato, perché abbiamo appunto questa aggressività negli interventi. Però dobbiamo comunque sempre pensare il più possibile a come poter rallentare questa azione. È una battaglia quella che noi abbiamo intrapreso con la natura, non tanto il tempo, ma proprio l'azione della natura nel tempo. E quindi per esempio, adesso guardando questa sezione, noi pensiamo che l'unico modo per proteggere questa struttura sia il fatto di ricreare la parte che c'era prima, in questo punto l'anticella che si è persa, e che questa tomba c'è ancora, e che quindi consentiva di riproteggere. Quindi stiamo ragionando, abbiamo ripulito perché vogliamo fare il rilievo 3D molto molto dettagliato dell'imbocco della tomba, in modo, ristudiando le geometrie, pensiamo di poter progettare, cioè recuperare la linea della bolticina che si è persa, della parte che si è persa, per poterla ricreare in un materiale composito, attualmente stampato in 3D. Oggi si può fare un po' di tutto con queste stampanti, in modo da creare una specie di protesi da poter appoggiare, che si incastra. No, vediamo il nostro d'ingresso. Si possa incastrare nell'ingresso nostro, e quindi possa raccogliere le acque e allontanarle, di modo che il percolamento
non ci sia. Hai tolto la parte finale, utilizzando appunto questi sistemi. Poi stiamo ragionando anche di fruizione. Ecco, dicevo, in questo punto qui c'è la lacuna della vorticella, quindi studiando e rilevando in modo preciso gli attacchi, col computer si può ricostruire virtualmente questa parte e quindi stampare con le stampanti 3D una struttura autoportante che troveremo il modo di appoggiare in modo reversibile, che non faccia danni, e appoggiandola, incastrandola qua sotto, di modo che probabilmente con anche uno sgocciolatoio interno, stiamo ragionando, di modo che possa raccogliere l'acqua, portarsela via e quindi allontanare l'acqua. Questa struttura potrebbe aderire perfettamente, ci sono dei laser scanner, quindi facendo foto con questa strumentazione che fa aderire, ricostruisce esattamente tutti i vuoti pieni a livello più che millimetrico, quindi si può poi riprodurre e ricreare quella parte, copertura di roccia, quella parte che è crollata ed è venuta a mancare, e quindi praticamente l'acqua potrebbe passare sopra. Esatto, esattamente. Riportare la Oltre situazione... chiaramente al fatto di, con questo nuovo intervento che faremo, di completare la rimozione di tutte le radici, di modo da sigillare tutte le parti, tutte le fessure esistenti. Poi stiamo ragionando anche sulla fruizione, perché il comune di Ardauli comunque ha un finanziamento finalizzato a questo, e stavamo pensando dato che voi vi rendete conto, non è possibile, è interessante entrare in queste tombe, però tutte queste tombe decorate, io ho avuto l'esperienza anche a Palla Larga qualche anno fa, dove peraltro abbiamo realizzato una struttura d'ingresso sopra la volta accollata per sigillare gli accessi, però entrando le persone creano problemi, perché poi sono entrati dei ragazzini, giustissimo che i ragazzini della scuola media vadano dentro nella tomba, peccato che avevano, nonostante li abbiamo fatto mettere i calzari, qualcuno si è portato dentro un po', insomma ci siamo trovati un'invasione di lumache, lumache dappertutto. Poi sono entrati i topi, cioè entrare in questi ambienti vuol dire inquinarli, più gli inquinanti che si depositano sulle superfici, i sali che noi portiamo all'interno degli ambienti. Quindi l'esperienza di entrare in questi ambienti, che è giusta, legittima, però per gli ambienti è deleteria. Stiamo cercando, per esempio, alla tomba qui a Cagliari, alla tomba dei pesci, di creare una struttura di ingresso e una possibilità di accesso, ma stiamo anche progettando tutto un sistema di controllo dell'umidità, per cui entreranno in 5, poi tipo il cenacolo vinciano, di modo che il respiro di chi entrerà non vada a fare danni alla superficie. Dobbiamo perderci in queste cose importanti per cercare, quando è possibile, di far entrare, però spessissimo, specialmente in questi ambienti che sono ancora più delicati delle tombe romane, non si riesce ad entrare. Però per non perdere questo tipo di esperienza, avvalendosi proprio delle tecnologie laser scanner, stiamo pensando di fare una copia, riprodurre una copia che potrà essere messa nelle vicinanze della tomba, e quindi consentire l'ingresso all'interno della copia, dove alla fine uno può vedere precisissimamente tutto quello che si può, così come hanno fatto in altri più importanti, insomma, molto importanti siti nel resto d'Europa, dove ormai non fanno più entrare le persone nelle grotte, ma hanno fatto musei, strutture a fianco nelle quali c'è la riproduzione identica, e quindi l'esperienza si vive in maniera identica. Noi stiamo pensando a fare una cosa anche per la tomba del SID a Cagliari,
Però il problema è diverso, perché purtroppo a Turigetto non si entra strisciando, che già qualcuno può avere i suoi problemi, no? Ma ci sono pozzi molto profondi, verticali, e lì è proprio, anche in una coppia diventa un problema. Allora lì stiamo pensando a fare la coppia, ma facendo finta di entrare dalla cella di lato, dal basso, come se fossimo già scesi dal dromos, quindi l'esperienza di essere sotto, vedere il dromos dall'alto ed entrare nella cella, perché sono gli unici modi, perché a Turigetto non c'è proprio modo di entrare e di vedere, salvo quello appunto di calarsi, che però non è oggi, cioè non è da tutti. Alle volte i pozzi sono anche profondi 7-8 metri e se qualcuno si fa male qualcun altro finisce in galera e non si scappa in Italia da questo punto di vista. E quindi queste sono, diciamo, forme di valorizzazione in modo da poter assicurare l'esperienza ma in condizioni di sicurezza. Vabbè, giusto due paroline, perché l'argomento mi sta particolarmente a cuore, mi ci sono un po' entusiasmato studiandolo. Evidentemente i modelli che ho scelto, che vi ho fatto vedere delle grotte della Sco e di quell'altra grotta francese, famosa ormai, con le più antiche pittoriche del Paleolitico medio, vedete Chauvet 2. Queste sono cose evidentemente stratosferiche, tra l'altro fatte per un bacino turistico e culturale enormemente superiore al nostro. Questo è chiaro, quindi possiamo pensare solo a delle piccole cose, piccole dal punto di vista tecnico, ma credo ugualmente importanti dal punto di vista culturale, altrimenti davvero in queste gotticelle nessuno potrà entrare. Ecco, per esempio, considerando che dovremmo stare inginocchiati anche nella copia della tomba di Mandras, dovremmo pensare che una cosa del genere, poter passare in una sorta di solco all'interno del pavimento e quindi stare in piedi, grosso modo sporgendo il pavimento per questa altezza, e quindi poter comunque sentirci all'interno di un ambiente che può restituire la forma, diciamo, più vicina, no? Di esperienza del volume della tomba, perché altrimenti dovremmo fare soltanto una visita virtuale, come quella che ugualmente è bellissima, importantissima, che è stata fatta per la grotta dei Cervi a Porto Badisco, in provincia di Lecce, in Puglia, ma questo va bene per uno studio più che per avere l'esperienza di una visita, trovarsi all'interno di un antichissimo ambiente, in qualche maniera per trovarsi vicini agli antichi pittori e agli antichi fruitori di questi ambienti. Quindi sì, è importante anche questo, è in programma anche questo naturalmente, però io mi definisco sempre un ex appassionato di modellismo. Da ragazzino facevo queste cose in piccolo e credo che possano comunque essere molto attraenti per giovani e adulti, proprio per far vivere l'esperienza di una visita, perché lo studioso ha un suo modo di approcciarsi all'oggetto antico, ma il visitatore vuole un'esperienza e noi dobbiamo cercare di fargli vivere questa esperienza. Sì, chiedo scusa, ho finito.